davvero un applauso sincero. Filippo Moyerson, 4 penalità in sella Canada, credo che sia molto soddisfatto di questo giro Filippo Moyerson, anche se è sempre molto equilibrato, non si lascia mai andare a entusiasmi eclatanti. Lo sentiremo fra poco al microfono di Lorenzo Loanda, mentre è già pronto per l'Olanda Jeroen Dubledam che monta Utash.
penalità l'errore sull'Oxer grigio conclusivo, con l'immagine del balcone di Giulietta Romeo. Siamo nella città di Giulietta Romeo. Ora per il Canada, il campione olimpico individuale dell'Olimpiade pechinese, Olimpiade conquistata con l'indimenticabile X, che proprio su questo campo di gara ha finito i suoi giorni. Una giornata tragica certamente. Ora sento un po' di commozione per Eric Lamaze quando torna a Verona nella circostanza monta Powerplay, cavallo di 9 anni. Qualificati per ora Luca Maria Moneta, Atina Onassi Demiranda, 2 su 12. Eric Lamaze, classe 1968, nato a Montreal. Hong Kong, sede delle prove equestri dell'Olimpiade pechinese. Oltre all'oro individuale, Lamaze aveva messo in carniere anche l'argento con la squadra. Per lui anche un terzo posto individuale ai mondiali di Lecce per avere di prima grandezza giustamente. Si tuffa il canadese nella parte più delicata del percorso, tempi perfetti per superare i 3 elementi della doppia gabbia falso largo. Lo stesso destino accomuna Marco Kuschner e Eric Lamaze, l'errore sull'ultimo ostacolo. Dunque un Oxer conclusivo da non sottovalutare, sia per le dimensioni e per l'imponenza di questo largo, sia perché arriva proprio alla fine di un percorso comunque impegnativo. Non si qualifica per il barrage Eric Lamaze, e per noi un pochino di pubblicità, poi di nuovo qui in diretta. Dovevamo aiutare i nostri amici. Erano rimasti in bagno. Il concerto era a rischio. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro, sapore vero.
percorso che riserva una trappola terribile per i concorrenti nel finale. Ancora un errore sull'ostacolo numero 13, numero scaramantico, 4 le penalità per Colin Barriard. Peccato davvero perché era stato un percorso eccellente. Eric Lamaze, Marco Kutscher, Colin Barriard traditi dall'ultimo ostacolo. Adesso un'altra donna, si tratta di Jane Richard Phillips per la Svizzera, monta Dudon de Wildenpum, cavallo di 10 anni. Jane Richard Phillips, nata a Basilea nell'83 ma ha la residenza nel nostro paese, a Torino. Da disputate questa Coppa del Mondo 2013-2014, le tappe nordiche del nord Europa, Oslo ed Helsinki, ora Verona, poi la prossima settimana affrontata, Londra, Mestre, che concluderà il 2013, poi nel nuovo anno Lipsia, Zurigo, Bordeaux, Göteborg, Sertogenbosch, Olanda, la finale come detto a Lione dal 17 al 21 di aprile. E i francesi stanno già pensando a un'organizzazione grande. Francia che ospiterà anche i prossimi mondiali. Buon periodo per questo settore quanto riguarda la Francia, sempre ad alti livelli tennis e lo Jolly campione europeo sviluppato. Due errori per la macchina di Svizzera, dei tavoli. Il solito errore ormai è una costante. 12 le penalità per Jane Richard Phillips. Francamente pensavo che l'ostacolo numero 12, verticale, le tavole, costituisse un'insidia maggiore per diversi concorrenti, invece i danni l'hanno superata senza danni. Più insidioso decisamente l'ultimo Oxer in grigio. Per l'Egitto adesso Abdel Said che monta Der Senat, pallone di 10 anni. Lorenzo, Al volo, come mai si sbaglia tutti in fondo? È abbastanza delicato e dobbiamo capire. Grazie. immagino che la domanda fosse rivolta a Jane Richard Sì, Phillips. sì, assolutamente. Ricordati, Abdel Said, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1989, ha avuto maestri importanti come Emmy Landis, campione del mondo di Osman Singh, sede attualmente in Belgio. La famiglia si è trasferita in Europa quando lui aveva 11 anni. Intervento deciso da parte del cavaliere egiziano che se la cava egregiamente in momento di imbarazzo di fronte al verticale d'ingresso della gabbia, e qui è stato bravo. Ancora un'esitazione di fronte al verticale, ma ancora netto, non più. Il percorso del cavaliere egiziano, errore sull'elemento d'ingresso della doppia gabbia. L'ultima addirittura, tavole Oxer. Immancabile l'errore, 8 penalità, comunque un buon percorso per Abdel Said. Mi pare di aver sentito in cuffia che Lorenzo Ruata ha un altro ospite al suo microfono. Sì, è sempre a cercare di far moviola rispetto alla difficoltà di questi ultimi ostacoli. Filippo Moyes, il cavaliere che deve ancora migliorare. Come mai sbagliano tutti o si sbaglia molto facilmente questi ultimi ostacoli, questi ultimi due? Non lo so,
Invece se la cava sull'ultimo ostacolo il belga, ottimo il suo percorso, però non basta per accedere al barrage. Una parte conclusiva a cui hanno diritto fin qui Athina Onassis e Luca Maria Moneta. Moneta chiama Moneta e credo che proprio Luca sia al microfono di Lorenzo Roata. Sì, è così, moneta chiama moneta, nel senso che ricordava gli unici due, tu e la Onassis al barrage. E insomma continua sta meraviglia di conciliabolo al tuo cavallo. Sembra davvero un sogno, mi sa che qua c'è un pubblico che tiene sulle barriere, c'è un tifo, un calore, secondo me nessuno si gasa ancora di più perché lo sente la partecipazione di tutti, questa energia speciale e veramente mi dà tutto quello che ha, bellissimo. È proprio vero che tutto vale nell'esperienza del binomio. Moyerson un attimo fa diceva che invece il tuo cavallo probabilmente pativa la grande atmosfera, la vicinanza col pubblico, l'imponenza degli ostacoli, molto alla tedesca. Tu invece al contrario vivi questo momento come ogni volta così il perfect moment. Guarda, io penso che sia stata un'evoluzione, nel senso che all'inizio negli appuntamenti importanti nessuno sentiva questa energia, la scambiava per tensione e sbagliavamo sempre la gara importante. Invece mano a mano che poi si costruisce più minuti, che i cavalli si trasformano, capiscono che è il momento di dare tutto e fanno il palio. Claudio, hai altre curiosità ancora? Intanto diciamo che in campo per la Finlandia Sì, la Marco di Mallat con Armani De Bianchi. Poi possiamo chiedere a Luca Maria Moneta rispetto allo scorso anno come giudica la condizione attuale del suo cavallo. Come giudichi la condizione attuale del tuo cavallo, solo Claudio? No, è una forza, l'anno dopo gli europei è molto tranquillo, abbiamo preso il Arione, ha fatto delle ottime gare di preparazione, non per una scelta che Michel inteso Michel Robert. Teso Michel Robert. sì, Grande dei grandi. Michel Robert è di noi istruttore. Uno dei grandi che credo abbia annunciato il suo addio all'attività agonistica. È vero la specialità dell'amico del ritiro, Michel Robert, un po' di patata. Sì, è vero, si è ritirato e adesso meglio, non più tempo per insegnarmi. Egoisticamente sono contento, un concorrente difficile in meno e un ottimo istruttore in più. Tra l'altro mi sembra che la vostra filosofia sia la stessa, massimo rispetto per i cavalli, cercare di instaurare un feeling concreto fra cavallo e cavaliere, un metodo che fin qui ha pagato il come per l'Italia adesso. Lasciamo andare a concentrarsi, d'accordo? Lorenzo De Luca che monta Vignet Cooper, cavallo di 11 anni. Siamo a metà del percorso base. Lorenzo De Luca, nato nell'aprile del 1987 a Lecce, attualmente vive e lavora in Belgio, lavora sodo, soprattutto per plasmare cavalli giovani. Ha già lasciato il segno
Certe volte usiamo troppo spesso il vocabolo peccato, ma questa volta è proprio il caso di dirlo, perché c'è stata tanta sfortuna per Lorenzo De Luca, e il pubblico lo capisce, ha apprezzato il percorso. Sentiamo il motivo di quello sbarione. Vai Lorenzo. Sì, assolutamente, io la prendo un pochino più larga, dico gran rimpianto. Cos'è che ha infastidito il tuo Vignette Pub? Non lo so, forse c'era un po' troppa gente. Visto l'appuntamento, però senza dubbio. Credevo che fosse Chiarezza. più, diciamo, inquieto. Peccato, no, Invece è carinissimo. Torna al discorso del pubblico, che qualche cavallo e qualche binomio infastidisce più di altri. Adesso in campo quella che personalmente ritengo la macchina più elegante del circuito, nata in Brasile, gareggia per il Portogallo, Luciana Diniz, monta l'affiatatissimo Winning Mood, cavallo grigio di 14 anni. Luciana ha sfiorato il podio di una finale di Coppa nel 2010, finendo quarta proprio con Winning Mood a Ginevra, sempre tra i primi, anche attualmente il numero 4 della graduatoria internazionale. Vorrebbe per lei proprio un successo eclatante, mettere un punto fermo nella sua carriera, che è ottima, manca proprio il risalto definitivo, il successo pieno. Chissà che questa non sia la volta buona, anche se intanto bisogna pensare al percorso base, che noi lo abbiamo visto, ha fatto segno. Grazie dei torni, numero 7. L'intervento energico di Luciana Diniz, elegante ma anche decisa, lo abbiamo visto, e anche un accompagnamento vocale, sollecitazione vocale per far concentrare il proprio Winning Mood, che conosce benissimo, bene sulle tavole, e questa volta non cade nella trappola. Carezze per Winning Mood, baci per il pubblico e il suo sorriso ormai classico. Luciana Diniz. Dunque per ora Luca Maria Moneta e l'Arem insieme a lui qualificate per il barrage, due amazzoni, Adina Onassis e Luciana Diniz. Vediamo di scambiare qualche parolina con Luciana Diniz. Vai Lorenzo. Sì, ci proviamo. Immagino che parlerà qualche parola di italiano. Un sorriso largo, l'abbraccio dell'entourage, bene todo, no? Estoy muy contenta, gracias. 3 parole. Ma sono quelle che contano. Certamente. Che non si era capito che era contento. Sì, è così. Davvero un bel giro quello di Luciana Diniz e Winning Mood, e adesso c'è una sequenza di cavalieri veramente importanti. Cominciamo con Rolf Göran Bengtsson, ex campione europeo, monta Quintero Asp, cavallo di 15 anni, medaglia d'argento individuale all'Olimpiade pechinese. Davvero un cavaliere di ghiaccio, sempre concentratissimo, preciso. Benson, nato a Lund nel 1962, è anche un provetto sciatore, è stato nominato sportivo dell'anno in vecchia nell'annata 2001. Non rivedremo il binomio svedese in barrage. È arrivato l'errore anche per Quintero, e gli errori che vediamo commettere da binomi molto quotati fanno che rendere ancora più valido il metodo di Luca Maria Moneta. Sono 8 le penalità per Rolf Göran Bengtsson e la scaletta sembra fatta apposta, sembra un passaggio di consegne.
dall'ex campione europeo, dallo svedese, all'attuale campione d'Europa, il francese Roger Ibos. Roger Ibos significa esperienza, la metterà a disposizione del suo Colombo Vanden Blauwaert, cavallo di 11 anni. Post ha ottenuto il suo alloro continentale a Derning in Danimarca, per lui nel 2007 Palma d'Oro dell'Accademia dello Sport francese, è stato il primo cavaliere francese a vincere per 2 volte la Coppa delle Nazioni nel Tempio di Aachen in Germania. Lo ricordiamo anche ai mondiali mai lontani, ahimè, di Roma nel 98, medaglia d'argento a squadre. Roger Ibos cercherà di tenere compagnia a Luca Maria Moneta, a Tina Onassis e Luciana Diniz. Ci sta mettendo del suo, il campione d'Europa. Adesso probabilmente tutti gli occhi sono su di lui, non può permettersi figuracce, c'è stato un errore, ma un errore che ci sta, il primo elemento della doppia gabbia. Sta facendo una gran fatica, sembra un po' pigro questo cavallo di 15 anni. Ultimo ostacolo. Errore anche qui, 8 le penalità nel tempo di 73 e 11, mentre credo che il collega Roata abbia il suo microfono, sempre Luca Maria Moneta e poi il grandissimo Michel Robert. Sì, Voi- un immenso Michel Robert. Tutti gli appassionati, tutto l'universo degli appassionati vuole sapere se era la notizia del ritiro ufficiale dalle gare. Il correttore ufficiale è per alto livello, ma doveva continuare per la trasmissione della mia esperienza con gli altri cavalli e tutti. Proprio 2 anni fa a Milano in un'intervista mi ha parlato della sua nuova voglia di spiegare come si deve, Lorenzo, come ci si deve scusami, comportare in coi campo, cavalli. Dimmi. intanto un nome importante, Certo. Sergio Alvarez Moya, lo spagnolo, è colui che ha vinto l'edizione di questo Gran Premio dello scorso anno e monta un cavallo molto importante già sotto la stella di Skelton. Si tratta del 12enne grigio Carlo. Tu puoi continuare a parlare con Michel Robert intanto che vediamo il percorso di Sì, Sergio Alvarez Moya, e magari chiedi se è vero che adesso la prima cosa che ha intenzione di fare è una lunga gita in barca a vela. Cardi chiede se è vero che la prima cosa da pensionato è una lunga gita in barca a vela. Bateau, un tour nelle bateau della per uscire dalla grande porta. È vero che il nuovo modo sarà quello di spiegare come ci si comporta con i cavalli. Il cavaliere ha bisogno di capire come la comprensione del cavallo, il linguaggio del cavallo. È un momento importante, Lorenzo, ci rivolgiamo a Michel Robert, per la Francia che salta, la finale della Coppa del Mondo a Lione e poi i campionati del mondo disputati dalla Normandia. È un momento importante per la Francia anche dal punto di vista dell'organizzazione, no? Mondiali, Coppa del Mondo a Lione, Mondiali in Normandia. Sì, che si fa partire dell'organizzazione del Lione, anche un pochettino di Normandia. L'orgoglio francese. Sì. Grazie a Michel Robert. Grazie a Michel In Robert. quella buca, in quella trappola cadono tantissimi grandi. Era successo a Marco Kuscher, a Eric Lamaze, ora anche Sergio Alvarez Moya con Carlo sbagliano sull'ostacolo numero 13. 4 penalità e quindi possiamo anticipare che lo spagnolo non potrà replicare il successo dello scorso anno. Ci sarà un vincitore diverso rispetto al 2012. Aveva saldato molto bene Carlo, però
Delaveau, monta a Carigio, cavallo di 12 anni. Patrice Delaveau che ha ottenuto buoni risultati nelle categorie di contorno, secondo in quella a tempo del sabato con Quental de Lesù. Lui è nato a Rambouillet, altro cavaliere di grande esperienza, nato nel 65. E allora, eccolo, l'abbiamo nominato più volte, il direttore di campo, Giuliano Vezzani. Vai Lorenzo. Lupus in fabula. Adesso però ti disperavi per un mezzo errore del binomi in campo. Primo che fa errore sull'ostacolo. E invece sono tanti errori sul gigantesco ultimo offset e ci stiamo, Riccardi per primo, chiedendo come mai, perché sono stanchi, è l'ultimo, il pubblico, tutto quello che vuoi, però Col colore, per la distanza, pochi cavalieri di segnalazzi, questo è un problema. Però guarda l'errore che ha fatto, il primo che fa errore lì. Questo è un peccato. uno dei grandi maestri anche tuoi, tu mi dicevi una volta, no? Aveva inventato la parola errorabile, ostacolo errorabile. Esatto, è la parola giusta. Quindi l'ultimo. Sì, l'ultimo, un po' per i colori, un po' per la posizione, un po' per la distanza dopo la tavola. Ci sono una serie di componenti, perché l'ostacolo è alto come gli altri. Ecco, Al Giuliano. fronte stretto l'ostacolo sembra più grosso, ma è uguale agli altri per l'entità. È più delicato per il monocolore, per una serie di circostanze che abbiamo appena detto. Lorenzo, si chiede, puoi sì, farti dimmi. spiegare Dogliano perché un cavallo può trovarsi più in difficoltà su un ostacolo di una particolare colorazione? Ricordiamo che questo ox è grigio. Certo, la domanda che ricorre spesso nel mondo del salto ostacoli, ostacolo più o meno trasparente, ostacolo alla maniera tedesca imponente, colore o meno, quali sono alla fine le variabili che possono portare appunto a far risultare indigesto un binomio, a un cavallo, un ostacolo? Tante. Queste le avete appena dette. Monocolore, fine percorso, l'ostacolo pari, fronte stretto, ce n'è una serie. E chi disegna le sastico, quindi poi va, le trampoline lì, Bene, il cavaliere ha preso, conosce bene il mestiere, quindi il cavaliere prenderà senz'altro le distanze e monterà come va montato su un ostacolo così delicato. Claudio, conviene parlare adesso mai più perché sta facendo il preziolo in questi giorni Vezzani, no? E allora poi ci scappa via, quindi sai altre curiosità. No, mai più no. No, mai più. magari in un'altra Questa circostanza. Per il sera, no, momento certo. lo ringraziamo. Beh, grazie, e allora, Daniele. ci auguriamo che riesca ad allestire il percorso del barrage nel tempo molto molto breve. Intanto è in campo la sempre positiva Edwin Alexander, australiana, monta Ego Van Orti, cavallo di 9 anni, lei è nata a Sydney nel 74, a massimo dell'anno nel suo paese per 3 volte, nel 97, nel 2006, nel 2007. Il marito, come già ricordato, Jan Tops, ha fatto parte della squadra olandese che ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade di Barcellona. Correva l'anno 1992 e Ludger Beerbaum era già là a vincere l'oro individuale. E si colora ancor più di rosa questo Gran Premio. Terza Amazzone qualificata, Edwina Alexander con Ego Van Orti in splendida compagnia. Luca Maria Moneta, unico cavaliere qualificato fin qui, insieme all'Amazzoni Adina Onassis, Luciana Diniz e Edwina Alexander. In tutto 4 netti nel tempo. L'abbiamo appena nominato, adesso sta per entrare in campo Ludger Beerbaum in sella chiara, femmina di 10 anni. Altro ospite? No, è andata al volo, ma ormai è dall'altra È parte del velocissima campo Edwina. pro. Già si prepara per il barrage. Allora, per riepilogare la carriera di Ludger Beerbaum occorrerebbero 2 o 3 ore, quindi cerchiamo di dire che ha vinto tutto quanto c'era da vincere in questa disciplina, con cavalli diversi, l'oro olimpico di Barcellona a livello individuale, altre medaglie con la squadra, sia per quanto riguarda europei che mondiali. Una cosa che non abbiamo ancora ricordato è che è stato l'alfiere per il suo paese, per la Germania, nella cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Atene
Berbaum, chiara. Non è possibile, non è possibile. Grigio il mantello, grigia la giacca, grigio l'ostacolo, tempo grigissimo per Ludger Berbaum, che anche lui cade nella trappola dell'ultimo ostacolo. Sta diventando una maledizione. Eppure la distanza fra il 12 e il 13 non è proibitiva. 4 penalità per Ludger Berbaum e purtroppo non lo vedremo. Ecco, simpatica questa immagine. Noi stiamo rivedendo una fase rallentata, ma è passato il campione tedesco davanti alla nostra postazione e guardava proprio sul maxi schermo per vedere in che modo ha sbagliato, non riusciva a capacitarsi per quell'errore. Ancora Germania con Daniel Deusser, monta a Cornet d'Amour, cavallo di 10 anni, un altro grigio. Daniel Deusser è già salito sul podio finale di Coppa del Mondo, è accaduto nel 2007 a Las Vegas, in quell'occasione montava Air Jordan Z. Daniel Deusser, nato a Wiesbaden nel 1981. Cornet d'Amour è stato allevato in Germania, Westfalia. Gabbia aranci. Per ora Luca Maria Moneta beato fra le donne, qualificato insieme a 3 amanti. Un netto nel tempo per l'Italia, uno per la Grecia, uno per il Portogallo e uno per l'Australia. Mancano ancora all'appello tedeschi, britannici, francesi. Li abbiamo chiamati, rispondono alla chiamata i tedeschi. Si qualifica Daniel Deusser con Cornet d'Amour, il quinto netto nel tempo del pomeriggio. Daniel Deusser, Cornet d'Amour. Ora la Verde Irlanda con Dennis Lynch, monta All Star, cavallo di 10 anni. Dennis Lynch di Tipperary, dove è nato nel 1976. Altro cavaliere giramondo, molto esperto. A vedere poi ancora Simon Deleuze, Manuel Gardiano, Alma Libertà, Michael Van der Vleuten, molto in forma, Pius Filippo, Marcus Hennig, vincitore del titolo ieri, Ben Mayer, capolista della graduatoria internazionale, Doda di Miranda, Kevin Stone e Scott Brash. Emozioni fino all'ultimo. Un po' disordinato su questi ultimi salti, ma comunque efficace. Cavallo piuttosto possente, All Star, stava benissimo sulla vecchia gabbia. Passo largo, tavole Oxer per concludere. La massima concentrazione del cavaliere irlandese, si qualifica anche Dennis Lynch in sella ad All Star.
sesto binomio qualificato. Anche l'Irlanda avrà un rappresentante nella fase decisiva di questa categoria. Adesso toccherà al francese Simon Delestre con Valentino Velvet, cavallo di 11 anni. Delestre è nato a Metz nel 1981. Riepilogiamo la situazione, rivedremo l'ultimo percorso del pomeriggio. Più avanti Luca Maria Moneta nel Tour Tour, Tino Nassis Camille Z, Luciana Diniz Greenwood, Edwina Alexander Ego Van Orti, Daniel Deusser, Corneda Moore, Dennis Lynch, All Star. È facile che la compagnia si possa allargare perché ci sono ancora binomi competitivi in grado di mettere a segno il meta nel tempo, nonostante, lo ripetiamo, le difficoltà del percorso. Poi, anche se i concorrenti magari sono impegnati in campo prova, non possono vedere i percorsi degli avversari, non sempre, però le voci corrono, c'è il passaparola e dunque avete visto la determinazione, la concentrazione con cui Dennis Lynch ha aggredito l'ultimo offset. Una voce che evidentemente è arrivata anche in casa Francia, anche da Simon Delestre, 72-83 il tempo del francese che in sella a Valentino Velvet si qualifica. Settimo binomio. Intanto qui siamo padiglione 7B, però attraverso le aperture, le finestre si può intravedere anche un pallido sole, è cambiata anche la luce, questo potrebbe essere un fattore in più perché ci sono zone di ombra, altre di mezza luce. Speriamo che ciò non infastidisca Emanuele Gaudiano che monta la sua Kokoschinski, cavalla di 10 anni, con cui ha ottenuto risultati interessanti anche a livello internazionale. Emanuele è nato a Matera, ha difeso i colori italiani nell'ultima edizione degli europei Berning, presente al campionato continentale anche a Madrid, però in quella circostanza montava Chicago. Migliore italiano nella classifica appunto internazionale. Emanuele Gaudiano si fa sentire un po' rocambolescamente, se la cava sulla gabbia, deve darsi da fare e molto il cavaliere italiano per trarre il massimo da Kokoschinski. Errore sul primo elemento della doppia gabbia, sempre grande energia. E qui un momento di difficoltà. Noto fin qui le penalità, torna sui propri passi, gli aiutanti di campo Viviano Vezzani cercano di mettere a posto il falso largo numero 11, missione compiuta.
stavolta non ci sono problemi. Ancora 2 salti. Vediamo come si comporta sul ormai famigerato Oxer, lo supera agevolmente, rimangono 8 le penalità nel tempo di 78 e 11. Linea Roata. Sì, la ricerca del perché e del per come di quella disobbedienza, il primo ad essere mortificato è proprio Emanuele Gaudiano. Ti sei già spiegato il perché di quella disobbedienza? No, non è colpa della cavalla. Dopo il primo errore sono un po' deconcentrato, sono arrivato male. Il resto del giro adesso, Claudio, adesso sono più italiani. Quindi l'unico italiano in barraggio sarà Luca Maria Mineta con Super. Ora per la Germania Lasso, Christian Allman, Montaragon Z, cavallo grigio di 12 anni. Allman già a Versailles in una finale di Coppa del Mondo con il fantastico Salute Z nel 2011, finale che si è disputata a Lipsia. Medaglia di bronzo in sella Foster con la squadra dei giochi ateniesi, anche un altro bronzo ai mondiali Aachen nel 2006. Vedete come pallonzola l'accredito che ha al collo Christian Allman. Il grigione, senza aver commesso errori, va nel luogo più dedicato, supera l'Oxer conclusivo 74.03, siamo anche nel tempo, dunque ottavo qualificato Christian Allman con Aragon, e sarà un barrage davvero combattuto. Pensavamo che fosse un numero risicato quello degli aventi diritto a disputare l'ultima parte della categoria, invece adesso i netti stanno arrivando e probabilmente ce ne saranno altri, magari a partire da quello dello svizzero Steve Gerda, che è il campione olimpico individuale in carica. Steve Montanasa, che è una femmina grigia di 12 anni, c'est français. Passecourt, Steve è nato nel 1982, il padre Philippe, già cavaliere internazionale, è una guida tecnica della squadra francese, spesso avversari. Eccolo Steve. Ricordiamo anche che il sigillo in Coppa del Mondo manca a Steve Gerda, cioè, è arrivato vicino 2 secondi posti con Nino de Buissonnet nell'ultima edizione a Göteborg, la sconfitta col barrage da parte di Bessie Madden, che è detentrice del titolo, campione statunitense. È arrivato il primo errore comunque per Steve Gerda. Ora, se non sbaglio, abbiamo già visto i 4 campioni olimpici individuali presenti qui a Verona e nessuno si è qualificato per il barrage, perché ci sono già i 2 errori per Steve Gerda, ha sbagliato anche Dubledan, l'errore l'abbiamo visto per Lutger Berbaum e anche quello per Eric Lamaze. Con
chiude con 8 penalità nel tempo di 72 e 81. Giustamente il regista Roberto Gambuti si sofferma ancora sul cavaliere elvetico, ma è già pronto un binomio che in giornata può mettere tutti d'accordo. Infatti VDL Group Verdi è un cavallo di 11 anni da Kidan de Revel molto dotato, e in sella c'è il giovane Michael van der Vleuten, che ha dimostrato di avere talento. Questo è un binomio che ha raccolto la medaglia d'argento a squadre all'Olimpiade di Londra. Michael van der Vleuten, anche il padre di questo cavaliere è il cavaliere internazionale Eric van der Vleuten. Sono tante le dinastie di questa disciplina. Abbiamo anche in casa con Arnaldo Filippo Bologna, con Roberto e Francesca Rioldi. Muro e Oxer, bene anche sul verticale. Personalmente mi piacerebbe vedere questo cavallo in barrage perché ho una predilezione per Verdi, non è sempre disponibilissimo, però quando è in giornata sa saltare. Lo dimostra in questa occasione veronese, si qualifica per il barrage, il tempo 76 e 08, ha fatto sembrare tutto semplice Michael van der Vleuten. E sono 9 i qualificati fin qui. Per chi si fosse posto in ascoltazione soltanto adesso, ricordiamo che in questa terza tappa della Lega dell'Europa Occidentale della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, siamo nel corso del percorso base, si sono qualificati fin qui Luca Maria Moneta Italia, Martina Onassis Grecia, Luciana Diniz Portogallo, Edwin Alexander Australia, Daniel Deusser Germania, Dennis Lynch Irlanda, Simone Delettre Francia, Christian Allman Germania, e ancora per l'Olanda lo abbiamo appena visto Michael van der Vleuten. Per la Svizzera ora in sella Sudischen, che è un sauro di 10 anni, più Switzer, un secondo, 2 terzi posti in finali di Coppa del Mondo per questo cavaliere molto esperto, che ha vinto l'oro con la squadra ai campionati continentali di Wilton nel 2009 e il bronzo sempre con l'equipe rosso crociata ai giochi pechinesi nel 2008. È stato a lungo nei suoi annati migliori leader della classifica internazionale. Abbiamo parlato in precedenza di esperienza
ma sempre competitivo. Marcus Henning è uno dei 4 cavalieri ad aver vinto per 3 volte le finali di Coppa del Mondo. Gli è successo con